Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo lunedì 21 agosto per raccontarvi di quello che sta succedendo a nord-est. Tanti fatti, anche oggi tantissimi collegamenti su tutto il territorio, tanta la cronaca, ma il leitmotiv di questa prima edizione sarà la questione migranti, perché come sapete gli sbarchi proseguono, centinaia e centinaia al giorno, sbarchi che poi ovviamente si traducono in accoglienza sui singoli territori. Questo ha creato una polemica politica e non solo politica, chiaramente tra i primi cittadini di tutti i colori politici che sono chiamati per l'appunto a dare forma e sostanza a questa accoglienza. Il fronte caldo, come sapete, è quello padovano. Fra qualche istante ci collegheremo con Chiara Gaiani da Selvazzano Dentro. Sono attesi a minuti nuovi migranti, arriverà un pullman, ma prima però ci colleghiamo con Gaiarine, perché tutto il territorio è mobilitato. A Gaiarine c'è la nostra Lina Paronetto con Renato Capoia. Perché, Lina, che cosa sta succedendo a Gaiarine? Buongiorno. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori. Fatichiamo un po' a sentirvi perché nella tranquillità di Campomolino stanno giustamente suonando le campane di mezzogiorno. Siamo a ridosso della chiesa, siamo con il sindaco Diego Zanchetta, che saluto e ringrazio, perché qui di fatto la prefettura di Treviso ha cercato disponibilità per ospitare in accoglienza diffusa proprio dei richiedenti asilo. Siamo davanti al vecchio asilo di fatto parrocchiale, l'asilo Maria Immacolata, come vedete dalla scritta che Renato Capoia sta inquadrando in questo momento. A Campomolino, frazione estremamente tranquilla ma in realtà anche piuttosto isolata, sindaco, e priva di servizi che potrebbero servire anche a un gruppo magari di giovani che venissero a installarsi qui. Come è andata innanzitutto questa richiesta che vi ha avanzato la prefettura? Che iter ha seguito il prefetto per chiedere la vostra disponibilità? Le chiedo di guardare più possibile in camera. Sì, buongiorno a tutti. Il signor prefetto ha cercato la disponibilità mia, parlo per il comune di Gaiarine, appunto proponendomi questo sito, che però comunque è di proprietà della parrocchia. Quindi il comune, la preoccupazione è relativa rispetto a cosa potrebbe accadere poi nel momento in cui la parrocchia trovassero l'accordo per ospitare questi 5-6 profughi come ci ha proposto il prefetto. Ecco sindaco, allora il prefetto inizialmente è venuto a trovarvi, diciamo, no? Ha informalmente chiesto se per caso, come capita in molti comuni, ci siano spazi. Di fronte al no, comunque a un successivo incontro ha avanzato lui questa proposta. È evidente che la prefettura ha un censimento di quelle che sono le strutture potenzialmente vuote da occupare con i migranti. Sì, immagino di sì, ed è andata proprio così. Effettivamente disponibilità di locazioni da parte del comune non ne abbiamo, se non, come ho detto anche al prefetto, le palestre, ma il 13 settembre iniziano le scuole, quindi ovviamente servono ancora alle scuole. Poi il signor prefetto mi ha dato lui invece la disponibilità di questo ex asilo, chiuso da almeno una decina d'anni, vado a memoria. Ho seri dubbi che sia agibile o fruibile spendendoci poco, perché credo manchi veramente di tutto dentro, tolto magari sembra anche grande, però l'ultima parte in fondo sicuramente era l'ex teatro e cinema, e là oggi luogo di deposito per il comitato festeggiamenti, che mettono dentro ma entrano ed escono 2 volte all'anno. Pensare se la parte davanti qua non lo so, là bisogna sentire la parrocchia se dà la disponibilità dei locali e nel caso come sono messi. Dovesse la parrocchia dire di sì, allora noi sappiamo che il parroco Don Luciano ha già avanzato delle grosse perplessità su questo, ma dovesse la parrocchia dire di sì, lei avrebbe modo di ostacolare questa accoglienza? Ma allora, intanto vorrei premettere che non è colpa di questi 5, 6, 7, 10 profughi che verrebbero a Gaiarine e tanti altri che stanno arrivando in Veneto e in tutta Italia.
deve partire evidentemente qualcosa dall'alto. Pensare ad un'accoglienza diffusa in un paese, ancora di più in una frazione come Campomolino, dove manca di veramente tutti i servizi, non c'è una corriera, penso domani mattino la semplice bottiglia d'acqua mi viene naturale che chiamino il sindaco, e il sindaco fa che tutto il giorno andare a portarli su e giù a prendere anche le prime necessità. E poi c'è l'aspetto dell'integrazione, non la vedo proprio che qua si possano integrare delle persone con una comunità, ripeto, senza servizi, piena di buona volontà, perché i campomolinesi sono persone veramente brave e disponibili, ma non riesco a capire. Avevo chiesto anche al prefetto la possibilità, magari ho detto, signor prefetto, potrebbe essere un'idea che queste persone diano una mano, per esempio al comune, penso allo sfalcio dell'erba piuttosto che a tante altre operatività, però mi viene detto che è veramente molto difficile che facciano e si integrino in questo sistema. Ecco, in chiusura, Sindaco, quale può essere la richiesta alla Prefettura e più in generale al Governo di fronte a questa situazione? Abbiamo visto gli sbarchi si moltiplicano, l'hotspot di Lampedusa sta esplodendo, è inevitabile una distribuzione di questi migranti. Il Sindaco di Treviso, che è anche Presidente ANCI, dice non possiamo caricare gli hub come l'ex caserma Serena o l'ex caserma Zanusso, che avete tra l'altro qui a pochissima distanza. Quale può essere la strada? Ma la strada non la dobbiamo risolvere noi, noi il problema non lo vogliamo avere, questo è il tema forte delle amministrazioni, dei sindaci. E poi se venga risolto, personalmente il pensiero che l'accoglienza diffusa, se non in alcuni casi, in alcuni contesti, non serve a niente. Gli hub potrebbe essere quella la soluzione, seppur temporanea, ma negli anni abbiamo capito che di temporaneo qua non c'è più niente, quando ti arrivano poi te li trovi con tutti i disagi che ci sono. Capisco Mario Conte, capisco la collega Scardellato di Oderzo, lo capisco e lo vedo anche perché quando passo, e passo spesso per Oderzo, vedere dalla mattina alla sera queste persone lì che girovagano per il paese sicuramente non fa piacere, questo non ci piove. Senta, un'ultimissima cosa mi viene da pensare però, dopodiché ci sono le imprese e le aziende che hanno bisogno di personale. Certo, e qua parte l'integrazione. Se queste persone vengono qua con la volontà, come faceva mio nonno quella volta, quando è andato via mio nonno all'estero, come tanti altri nonni, come tanti altri genitori, sono partiti con un posto di lavoro sanitariamente in ordine. E ben venga, anche Gaiarine, seppur un paese piccolo, è pieno di cartelli. Se voi fate un giro vedete le aziende, cercasi operai, cercasi e non trovano nessuno. Quindi questa potrebbe essere una risorsa e potrebbe essere anche una vera integrazione, ma va fatta a tavolino e va fatta prima e non portandoli qua e poi Dio vede, Dio provvede. Magari concertandola proprio con le aziende. Assolutamente sì, e qua in quel caso io sono il primo ad essere disponibile, ma credo come tutti i colleghi sindaci poi. Perfetto, grazie Diego Zanchetta, sindaco di Gaiarine. Cristian, noi se non hai ulteriori domande da studio con Renato Capoia qui da Campomolino restituiamo la linea. Grazie Elina, grazie a te, a Renato e al sindaco Diego Zanchetta, molto preciso, un messaggio forte e chiaro il suo. Come vi dicevo, le amministrazioni comunali sono mobilitate in tutto il Veneto, il fronte, c'è da dire, è anche spaccato, trasversale alle varie forze politiche. Solo per darvi un dato, nel Ferragosto in Veneto sono arrivati 400 migranti, quasi 1000 dall'inizio del mese, quindi siamo di fronte a numeri record e ogni territorio sta rispondendo come può. Lo vedete, i sindaci possono essere contattati direttamente dai prefetti e quindi questa è la situazione che da qui alle prossime settimane sembra al momento non poter rientrare. Ho visto sullo schermo la nostra Chiara Gaiani che con Cristian Roque Alende si trova a Selvazzano dentro. Come sapete, Selvazzano è uno dei fronti caldi, caldissimi di questa nuova ondata migratoria in Veneto. Aggiornaci Chiara, buongiorno.
Sì, buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori. Siamo davanti alla palestra comunale di Feriole di Selvazzano Dentro perché nel giro di poco dovrebbe arrivare un gruppo di circa 34 migranti. Sono attesi per la precisione verso l'una. Eravamo già stati qui nella giornata di sabato, forse qualcuno lo ricorderà, i cancelli erano completamente chiusi, c'era addirittura un lucchetto attorno al cancello. Come potete vedere dalle immagini del collega, questo lucchetto non c'è più e all'interno sono parcheggiate delle auto nel parcheggio interno della palestra comunale della frazione di Feriole nel comune di Selvazzano Dentro, perché sono già arrivati gli operatori della Croce Rossa italiana che, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, sono stati a loro è stato chiesto di preparare i pasti, quindi sono stati preparati 34 pasti per le persone che arriveranno e sono già presenti all'interno anche gli operatori della cooperativa, del consorzio di cooperative Veneto Insieme, che si sta operando appunto per l'accoglienza di queste persone. Una frazione divisa, questa di Feriole, come in realtà sta accadendo anche negli altri punti in cui sono arrivati i migranti. A Padova per ora l'accoglienza si trova all'interno della scuola media Falconetto nel quartiere Forcellini, quindi siamo in città. Sono ospitate lì 32 persone, in realtà nella giornata di venerdì ne sono arrivate 38 perché sono arrivati anche 4 minori non accompagnati in una famiglia che sono ospitati in spazi idonei, adeguati a questa accoglienza. Qui a Feriole, come già era accaduto a Padova, le persone sono divise, anche gli stessi cittadini. Vi facciamo vedere, sempre grazie alla collaborazione del collega, come ci sia un cartello che è stato posto sul cancello in cui appunto c'è hola, benvenuto, ciao, scritto in varie lingue in modo tale da poter essere compresi dalle persone che stanno arrivando. Quindi ci sono delle persone che dicono sì, questa deve essere una tappa provvisoria, una prima accoglienza perché non restino all'aperto, perché quantomeno ci sia uno spazio in cui possono essere accolti per poi passare alla fase dell'integrazione. Su questo avevamo raccolto anche delle voci proprio qui a Feriole, anche perché vi rubo solo un altro secondo, vi facciamo vedere dove siamo. Siamo proprio ai piedi dei Colli Euganei qui e vicino ad un asilo nido, quindi insomma diciamo che le problematiche sono varie. Ricordiamo anche che il comune di Selvazzano Dentro è commissariato perché è caduta la giunta guidata dal sindaco Giovanna Rossi e quindi c'è un commissario prefettizio a guidare il comune. I contrari, quelli che insomma stanno ribadendo il loro fermo no all'accoglienza diffusa, sono i sindaci della Lega, il padovano Marcello Bano, ma anche il sindaco di Vittorio Veneto. Allora noi siamo pronti a riprendere la linea non appena insomma vediamo il pullman arrivare per proprio raccontarvi in diretta l'arrivo. Nel frattempo vi lascio al servizio e noi ci rivediamo tra circa un'ora, penso. Non è più un appello, è un out-out. Mittenti i sindaci del Carroccio, destinatario il governo di centrodestra a traino Meloni. Il fenomeno deve esaurirsi, deve fermarsi, non è possibile avere flussi costanti di questo tipo che possono prolungarsi negli anni, perché l'Africa è grande, I paesi di origine sono molto popolosi, questo disordine deve finire. Da Vittorio Veneto a Noventa Padovana la musica non cambia, anzi. C'è qualcuno che si è assunto questa responsabilità, se ne assuma la responsabilità, faccia il suo lavoro, aveva detto che avrebbe fatto i blocchi navali, i rispedimenti, incominci a fare qualcosa. Qua c'è una competenza che è governativa, se ne devono assumere le responsabilità chi è al governo, non scaricarle ogni volta sul sindachetto. A Vittorio Veneto il primo cittadino è lapidario. Con i circa 200 migranti già ospitati nella struttura del CEIS di Serravalle è impossibile dare ulteriore apertura. Direi che la mia città ha già dato e che altri spazi non ne ho a disposizione. No agli hub e no all'accoglienza diffusa. Chi non ha diritto di stare in Italia deve essere rimandato indietro. Questa è la linea ufficiale della Lega, gli fa eco Bano, che in questi giorni a Padova ha visto aprirsi le palestre per i primi dei tanti migranti in arrivo in Veneto. L'unica soluzione praticabile, continua, è l'utilizzo dei centri di permanenza per i rimpatri. Meglio si vicini a un aeroporto.
E lo sfogo nei confronti del governo non finisce qui. Smetterla di scaricare le responsabilità ogni volta sul comune, minacciando i sindaci dicendo se non volete l'accoglienza diffusa sono 3-4 ogni 1000 abitanti, non è un problema, se no siamo costretti a fare le tendopoli. Ecco, questo lo trovo sbagliato, lo trovo un ricatto inaccettabile. Ma che il tema inneschi un cortocircuito politico lo dimostra il fatto che il primo a parlare di rischio tendopoli senza accoglienza diffusa sia stato proprio il compagno di partito nel Carroccio, Mario Conte. Mario, che è un grandissimo amico, ha fatto una proposta da un punto di vista amministrativo, piuttosto di un hub facciamo l'accoglienza diffusa. Per l'amor di Dio è una proposta, dopodiché c'è una linea politica di partito, c'è un segretario eletto Alberto Stefani, c'è un segretario federale Matteo Salvini, non è questa la linea della Lega è per i CPR. Resta, nel caos di quello che potrebbe accadere da qui alle prossime settimane, un dato concreto ben chiaro al sindaco di Vittorio Veneto. Una cosa è accogliere, una cosa è allocare la gente senza servizi alla disperazione, cioè, o le cose si fanno bene o se no è meglio non farle. È chiaro che siamo davanti al caos, se non altro politico, ma resteremo su questo tema per questa diretta. Lo faremo anche con diversi ospiti e altri collegamenti dal territorio. Ma adesso c'è la cronaca, come vi dicevo tanti i fatti nel fine settimana. Partirei dall'incendio che nella notte a Padova ha devastato un capannone, un rogo davvero devastante. Ce lo racconta in diretta, lo vedo il nostro Francesco Ratai. Buongiorno Francesco. Sì, buongiorno da Padova. Lo vedete alle mie spalle, quel che resta del devastante incendio che ha colpito questo capannone ieri sera alle 9. Subito l'intervento dei vigili del fuoco che sono arrivati con più di 10 mezzi, 22 operatori, hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme. Lo vedete ancora adesso c'è qualche focolaio, si vede un po' di fumo, non è completamente conclusa l'operatività dei vigili del fuoco. Il tetto è collassato all'interno della struttura. Questo era un magazzino, un deposito di materiale di proprietà cinese. All'interno c'era un po' di tutto, ci hanno detto. C'erano oggetti di plastica, c'era una pelletteria, c'erano vestiti. Era appunto usato come deposito per le spedizioni del materiale. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di limitare a quest'area, che sono quasi 2000 metri quadri di area, a limitare il rogo a questo capannone e a non estendersi agli altri vicini che vedete nelle vicinanze. Abbiamo sentito il funzionario dei vigili del fuoco presente sul luogo che sta coordinando i lavori. L'incendio è stato segnalato poco dopo le 21 e ha riguardato circa 1900 metri quadrati di capannone suddiviso in vari ambienti, in vari, diciamo così, spazi, con delle pareti che non arrivavano al soffitto e chiuse subaffittate con, diciamo così, una serie di subaffitti a cascata e dentro materiale di vario tipo. Cosa c'era dentro? Merce del vero tipo? Adesso è molto difficile individuarlo perché l'incendio ha prodotto il collasso del tetto e quindi il contenuto è stato in buona parte distrutto. Mi è stato riferito che c'era dall'alimentare al prodotti per, diciamo così, materiale plastico per uso domestico, diciamo tutti quei materiali di basso costo che troviamo nelle attività, ecco, di questo tipo di negozi.
Ecco, queste le parole del funzionario intervenuto sul luogo del rogo. È ancora mistero sulle cause che hanno portato a questo grandissimo e devastante incendio. Pensate che la colonna di fumo era visibile a molti chilometri di distanza, si vedeva anche dal centro cittadino. L'amministrazione comunale assicura che non ci sono problemi per la salute pubblica, anche se si stanno aspettando i rilievi fatti dall'ARPAV. Fortunatamente, ci hanno spiegato, il fumo è andato verso l'alto, non andando a interessare una zona in particolare, e quindi si è disperso più facilmente e più uniformemente. Resteremo comunque in attesa dei dati dell'ARPAV per segnalarveli se dovessero arrivare. Da Padova è tutto, restituisco la linea. Grazie davvero Francesco Ratai. Intanto migliorano ma restano ancora serie le condizioni di un'anziana rimasta intossicata alcune sere fa nell'incendio della sua abitazione a Santa Lucia di Piave. A salvarla sono stati proprio i vigili del fuoco. Ancora in terapia intensiva, speriamo che si riprenda presto. È una brava persona, merita tutto l'affetto da parte nostra. Amici e vicini alla spicciolata raggiungono l'abitazione di Giuseppe e Severina Vettorelli in via Foresto Ovest a Santa Lucia di Piave, dove il cortocircuito di un elettrodomestico in cucina ha causato un incendio al piano terra della bifamiliare. Il fumo nero denso è salito al primo piano, dove si trovavano i due anziani coniugi. Mentre il marito di 74 anni è riuscito a uscire e a scendere le scale, la moglie di 75, bloccata all'interno dell'abitazione, è rimasta intossicata. Impossibile per lui rientrare, sono stati i vigili del fuoco accorsi con autoscale e autobotte dai distaccamenti di Conegliano e Vittorio Veneto a trarre in salvo la pensionata, trasportata poi in elisoccorso in ospedale a Treviso, dove è tuttora ricoverata in prognosi riservata. Sul posto si è recato anche il sindaco Fiorenzo Fantinel. La casa è stata dichiarata inagibile. In attesa di notizie sulle condizioni dell'anziana, il figlio e gli amici stanno cercando di ripulire le stanze annerite dal fumo. I vicini hanno portato la loro solidarietà. Conosco bene fin da piccola, sono delle persone fantastiche, molto bravi, infatti non meritavano una cosa così. I due anziani stavano andando a dormire, prima uno scoppio, poi il fumo e il panico. Il marito, solo leggermente intossicato, è stato visitato in ospedale a Conegliano e dimesso. Nella borgata e in paese tutti si augurano che ritorni a casa presto anche la moglie. Sì, speriamo bene proprio per lei. Mi dispiace tanto proprio per lei, tanto, ma anche per lei, anche per casa, per tutto. Mi dispiace proprio avere una casa che va così. Vigili del fuoco che sono operativi ormai da 4 giorni consecutivi, proseguono senza sosta le ricerche del ventenne disperso da venerdì sera nelle acque del Lago Morto. Siamo in territorio di Vittorio Veneto, parliamo di Andrei Boichenko, scomparso appunto mentre si trovava sul lago con 3 amici. Durante tutto il fine settimana i soccorritori hanno scandagliato senza sosta le acque del lago, senza però trovare traccia del corpo del ventenne, inabissatosi in un punto dove l'acqua era profonda una ventina di metri, con picchi però nelle vicinanze anche di 56. Sul posto è al lavoro il nucleo regionale di sommozzatori di Vicenza, 2 gommoni, la squadra dei vigili del fuoco di Vittorio Veneto e l'unità di comando locale di Treviso. Le ricerche al momento hanno dato esito negativo. In arrivo proprio in queste ore anche il dispositivo ROV. Parliamo di un sottomarino a comando remoto con sistema sonar per localizzare il disperso. Quarto giorno quindi di ricerche e avete visto c'è ancora gente che nuota all'interno di questo lago dove, vi ricordo, vige il divieto di balneazione. Anche questo è un fronte che si è aperto dopo questo incidente gravissimo. E noi rimaniamo in tema di soccorsi perché è stata una domenica drammatica nel Vicentino, dove è morto un escursionista di 62 anni, ma è stata una domenica caratterizzata da tantissimi interventi.
Fine settimana costellato di incidenti in montagna, il più grave a Valli del Pasubio, dove si è consumata una tragedia. Roberto Bortoletti, un escursionista 62enne di Marostica, ha perso la vita sul Monte Cornetto, ruzzolando tra le rocce per un centinaio di metri. L'incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno sul sentiero che scende verso la Sella. 3 escursionisti hanno assistito alla scena. L'uomo, che procedeva da solo, ha perso la presa della corda, precipitando a valle e morendo sul colpo. Molto complesse le fasi del recupero della salma, che si sono concluse verso le 17. Le nuvole basse, impedendo l'avvicinamento dell'elisoccorso, hanno costretto i volontari ad organizzarsi in 2 squadre e risalire sul luogo dell'incidente da 2 diversi versanti. La barella con la salma, infine, è stata calata attraverso il bosco per 800 metri. Nella stessa mattinata un alpinista è rimasto ferito volando per una quindicina di metri sul primo tiro della via Carlesso al Bafelan. La centrale operativa del SUEM ha dovuto allertare il soccorso alpino di Schio, poiché anche in questo caso l'elisoccorso era impossibile a causa della scarsa visibilità. I volontari hanno dovuto scalare una 60ina di metri in parete per raggiungere l'infortunato e il compagno di cordata. È stato poi portato in ambulanza a Rifugio Campogrosso e trasferito infine in elicottero all'ospedale San Bortolo di Vicenza. A Sant'Orso sul Monte Summano una 79enne del posto è rimasta infortunata ad una caviglia, bloccandosi mentre si trovava nei pressi della cima. È stato necessario fare intervenire il soccorso alpino di Arsiero, visto che le squadre erano già coinvolte negli altri 2 incidenti. I 7 volontari hanno aiutato la donna trasportandola all'ambulanza, che stazionava casualmente sul posto a una quindicina di minuti di strada a piedi sul sentiero. A Laste Basse, sull'altipiano dei Fiorentini, un escursionista 49enne di Tonezza del Cimone è stato colto da malore in una radura. Raggiunto dai soccorritori di Arsiero, è stato trasportato all'ospedale di Sant'Orso con l'elicottero di Verona Emergenze. E c'è anche un allarme rientrato, una storia a lieto fine che ha visto protagonista una 34enne trevigiano di Mogliano Veneto, che ieri mattina era partito in solitaria per il Montalto. Siamo in Agordino. L'ultimo contatto dell'uomo risaliva alle 10 del mattino di ieri mattino, quando lui aveva riferito di aver superato un tratto difficile verso la cima. Poi per ore e ore non c'è stato nessun contatto, è così che si sono mossi i soccorsi che sono stati allertati nella tarda serata di ieri e che erano pronti a ripartire anche questa mattina poco dopo le 6. Alla fine però l'uomo, questo 34enne di Mogliano Veneto, è stato trovato dai soccorritori alla fermata, pensate un po', del bus, quindi l'allarme è rientrato. Tutte storie, alcune drammatiche, altre a lieto fine, che raccontano di una montagna presa d'assalto in giorni che sono ritornati a essere davvero torridi, con picchi oltre i 40 gradi, ma è caldo, caldissimo anche in montagna. Un duomo di aria calda fra stasera e domani mattina comporterà un'anomalia dello zero termico in quota poco sopra i 5.000 metri e gli occhi sono tutti rivolti verso la Marmolada, come ci racconta Tiziana Bolognani. Io direi che si monterà una situazione con un promontorio molto dinamico, quindi fase anticiclonica, con un'anomalia termica più accentuata in alta quota. Abbiamo proprio un duomo di aria calda legata alla struttura anticiclonica con lo zero termico che oggi andrà a superare i 5.000 metri. Il dettaglio scientifico di ciò che sta accadendo in queste ore in quota a causa della nuova ondata di caldo eccezionale in montagna lo spiega il noto fisico e meteorologo dell'Ufficio Meteorologia del Centro Valanghe di Arabba, Robert Luciani Thierry, il professionista che nel 2018 previde la tempesta Vaia. Luciani parla di un duomo di aria calda per rendere visivamente più efficace il promontorio di aria calda piazzato sulle Dolomiti. L'apice della quota dello zero termico dovrebbe verificarsi nella libera atmosfera fra stasera e domani mattina attorno ai 5.050-5.100 metri di quota.
e questo ovviamente avrà degli effetti sull'andamento termico in vetta alla Marmolada. 13,2 i gradi rilevati sabato a Punta Penia, ieri sfiorati 14 gradi ed è ipotizzabile che sia oggi che domani in vetta alla Marmolada il termometro segnerà 15 gradi e a distanza di un anno dal tragico distacco del Seracco del Ghiacciaio che travolse e uccise 11 alpinisti, la regina delle Dolomiti è osservata speciale, anche se al momento dalla Protezione Civile trentina non sono stati presi in considerazione divieti nell'area sul versante nord, pur se agli escursionisti viene raccomandata la massima attenzione. L'anomalia dello zero termico potrà durare al massimo fino a mercoledì. Dire che è un record storico non glielo so dire, in quanto la stazione che fornisce i dati in questo momento ha una anzianità minore di 2 anni, quindi sulla base del funzionamento di una stazione in vetta alla Marmolada da 2 anni a questa parte è difficile dire se ha già fatto così caldo o meno. Al momento, come conferma il direttore dell'ARPAV di Arabba, Gianni Marigo, la stazione meteo dell'ARPAV sulla Marmolada è fuori uso da qualche settimana perché colpita da un fulmine. Le temperature ufficiali sono perciò quelle rilevate dalla stazione meteo dell'Associazione Triveneto. Questa situazione dovrebbe mantenersi, direi, fino almeno a venerdì, se non fino al prossimo weekend, pur avendo una leggera flessione delle temperature da mercoledì in poi. Questo in quota più che a valle. A valle conserveremo questo cuscinetto di aria molto molto calda e l'ondata di caldo dovrebbe perdurare almeno fino a domenica. Ritorniamo alla cronaca. Nel Trevigiano la Guardia di Finanza di Treviso ha denunciato 4 professionisti ritenuti responsabili di un raggiro ai danni di un imprenditore agricolo padovano in difficoltà finanziaria, al quale avevano promesso un guadagno di 2 milioni di euro a fronte di un investimento di 250.000 euro. I 4, un avvocato trevigiano, un agente di commercio di Bolzano, 2 consulenti finanziari delle province di Roma e Viterbo, hanno indotto la vittima a emettere 5 assegni circolari da 50.000 euro ciascuno, che sarebbero serviti per realizzare un'operazione di finanza strutturata. Gli accertamenti bancari delle Fiamme Gialle hanno invece dimostrato che i 5 assegni sono stati incassati dal legale trevigiano e divisi con i complici e in parte utilizzati per l'acquisto di una Porsche Cabriolet e l'emissione di altri assegni circolari. Tutti i dettagli di questa operazione ovviamente nel corso dei nostri telegiornali serali. Ritorniamo a Padova. La morte il 6 maggio scorso di Nicolae Botnari, 37 anni, cittadino moldavo da molti anni residenti in città. L'uomo era uscito di strada con la sua auto, queste le immagini, all'altezza del Lungargine Donati, finendo nelle acque del Bacchiglione. L'episodio era stato archiviato come un incidente senza responsabilità di terzi. Ora la famiglia di Nicolae, la mamma e la sorella chiedono alla polizia locale di Padova di riaprire l'indagine, convinte che Nicolae non possa aver fatto tutto da solo. Adesso sarà la Procura della Repubblica di Padova a decidere se siano necessari o meno ulteriori accertamenti. E noi rimaniamo nella città del Santo per parlarvi di un diciottenne arrestato per spaccio di droga. Il suo mercato si trovava su Telegram. Dalla scoperta di una cessione di 5 grammi di hashish in una laterale di via Tiziano Aspetti all'Arcella a Padova a quella di un fiorente traffico di droga su Telegram gestito da un diciottenne. È così che gli agenti della squadra mobile di Padova sono risaliti allo spacciatore che aveva dato vita a una sorta di attività imprenditoriale. La compravendita era gestita su un canale appositamente dedicato sui social network. In casa del giovane individuata altra droga, qualche dose già pronta alla vendita e l'attrezzatura necessaria per il confezionamento. Un diciottenne in grado di assicurare ai clienti anche la copertura durante le vacanze estive attraverso un complice, tanto che, nonostante la giovane età e il fatto che fosse incensurato, per lui sono scattati gli arresti domiciliari presso casa sua. Il diciottenne è stato giudicato per direttissima e condannato a 5 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 3.000 euro con sospensione della pena.
Rimaniamo nel Padovano e continuiamo a parlare di giovanissimi. Guidava con il tasso alcolico superiore di 3 volte il limite consentito la giovane neopatentata uscita di strada a Fontaniva. Nell'auto c'erano anche 3 amiche. Il suo tasso alcolico, in quanto neopatentata, doveva essere 0, invece una 21enne di Bassano del Grappa si era messa alla guida nonostante avesse bevuto. Non riuscendo più a controllare l'auto, una Ford Ka, la giovane che viaggiava con 3 amiche è uscita di strada in mattinata a Fontaniva, nell'Alta Padovana. Qui è stata soccorsa dai carabinieri di Cittadella, che si sono trovati davanti le 4 ragazze spaventatissime. Sottoposta all'alcol test, la 21enne è risultata positiva con un tasso pari a 1,54 grammi su litro. Per questo sono scattate le misure previste in quanto neopatentata, la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente. Le passeggere sono invece state trasportate per le cure all'ospedale di Cittadella. Adesso siamo pronti a lasciare il Padovano e andare su Venezia con la nostra Ilaria Marchiori per ritornare a parlare di Monica Poli. Come sapete ormai conosciutissima, è la donna di attenzione pickpocket che nei giorni scorsi è stata derubata, ma ci sono degli aggiornamenti, ci racconta tutto la nostra Ilaria Marchiori con la diretta interessata. Buongiorno Ilaria. Buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui a Venezia in compagnia di Monica Poli, dei cittadini non distratti, ovviamente soprattutto nell'ultimo periodo l'abbiamo vista e sentita, addirittura ha fatto il giro del mondo la sua iniziativa Pickpocket per segnalare la presenza di borseggiatori e borseggiatrici a Venezia. Ma qualche giorno fa, ahimè, Monica, lei stessa è stata vittima di un furto. Cos'è accaduto? Allora, mi trovavo in una zona che di solito frequento poco, il ponte di San Tomà, ero in compagnia di alcune persone, ci siamo diretti verso Calle dei Sauneri, ho messo il telefono in tasca e purtroppo avevo la tasca piccola, il telefono, ora ci sono questi telefoni molto grandi, è passato, mi sono sentita un attimo, come si può dire, toccare e il telefono non c'era più. Al primo momento ho pensato che mi fosse caduto o che l'avessi messo in borsa e invece mi era stato praticamente preso. Ecco, lei esclude che siano stati appunto le borseggiatrici, insomma una sorta di ripicca, poi l'ha anche trovato tra l'altro il telefono. Io sinceramente al 99% escludo questa ipotesi. Senta Monica, dopo questo episodio si sono susseguite una serie di polemiche sia nei suoi confronti che proprio nell'attività, soprattutto per quanto riguarda la notorietà che lei diciamo negli ultimi mesi ha conquistato, senza volerlo tra l'altro, specifichiamolo. Polemiche tra chi dice che non bisognerebbe evidenziare questa problematica di Venezia e chi l'ha diciamo in qualche modo ha accusata di voler essere una protagonista. Della mia notorietà a me non interessa assolutamente nulla. Quello che importa è appunto tutelare turisti, residenti, persone fragili qui a Venezia. Questo è un problema che c'è da anni e se questo è un problema per alcuni, tutelare le persone sinceramente a noi cittadini non distratti non importa. Noi vogliamo una risposta, visto che abbiamo inviato una lettera al ministro Piantedosi e al ministro Nordio, noi vogliamo risposte riguardo alla riforma Cartabia sulla depenalizzazione dei reati. Questa riforma, è stato detto molte volte, va cambiata, non si può, sono mesi che si parla, però sinceramente qui si parla solo e non si fanno i fatti. Monica Poli, la ringrazio per questa testimonianza, qui da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio.
Grazie Ilaria, grazie a te Monica Poli e a Simone Merlo per la parte tecnica. E a proposito di sicurezza, di percezione della sicurezza, esattamente 16 anni fa, un evento che cambiò radicalmente proprio il concetto stesso di sicurezza sul territorio. Parliamo del massacro di Gorgo al Monticano, che cambiò per sempre non solo la percezione della sicurezza, ma anche forse la forma mentis di tanti trevigiani e veneti. Era la notte tra il 20 e il 21 agosto del 2007, la barbara uccisione dei coniugi Pellicciardi da parte delle belve di Gorgo, così erano state poi ribattezzate stasera alle 18:30 come ogni anno la messa in memoria di Guido e Lucia nella chiesa del paese, un modo per ricordare e non dimenticare mai la tragedia che mutò il concetto per l'appunto di percezione della sicurezza. Noi vi facciamo risentire il figlio Daniele Pellicciardi, intervistato un poco tempo fa dalla nostra Lina Paronetto. Diciamo che ricordare non sarebbe proprio un mio desiderio, ecco, sarebbe quello di dimenticare, non dei miei genitori ma del fatto. Però parlarne può essere un segno che bisogna continuare sempre a battere sul discorso sicurezza, bisogna essere sicuri di essere nelle proprie case e sicuri delle forze dell'ordine che ci siano e questo dà un senso di sicurezza alla gente. Ricordare, per quanto possa essere doloroso, lo aveva ribadito solo qualche mese fa ai nostri microfoni Daniele Pellicciardi e ora che il momento è arrivato la memoria ritorna. Una messa per Guido e Lucia, come ogni anno, per non dimenticare due genitori affettuosi, una coppia felice strappata alla vita nel modo più brutale. I simboli dell'evento che ha cambiato per sempre la percezione della sicurezza nella Marca, che da allora a ogni violenta rapina in casa ha sempre riportato a galla le istantanee della notte dell'orrore. Orrore prima di tutto per lui, Daniele, il figlio che quella notte trovò per primo i suoi genitori nella dépendance di Villa Durante, custodi da appena 5 mesi e massacrati dalle belve in cerca dei codici di una cassaforte che i poveri coniugi non potevano conoscere. Lo shock di una comunità, le indagini, gli arresti, il processo. Non ha mai lasciato il paese, Daniele, non vuole farlo, ma da allora le sue parole, oltre al ricordo di mamma e papà, sono sempre state improntate al desiderio di una giustizia diversa, di una giustizia migliore. Anche le forze dell'ordine lo prendono oggi, domani sono già fuori. C'è qualcosa che non va nelle leggi, bisogna cambiare quelle, bisogna far sì che anche invogliare le forze dell'ordine a fare il proprio dovere e a prendere la gente e a essere sicuri, anche perché rischiano. Prima di tutto rischiano la propria vita e rischiano anche il posto di lavoro e hanno famiglie da mantenere, questo è il punto. Per cui loro prima di agire ci devono pensare. Ecco, loro non devono pensare di agire, devono agire senza pensare ma e dopo se succede questo o quell'altro. Devono essere tranquilli, lavorare in tranquillità e questo deve esserci delle buone leggi, devono esserci delle buone leggi. Inizierà questa sera con la messa solenne seguita da una processione lungo le vie del paese per ricordare i 109 anni della sua morte, il calendario di celebrazioni per la Peregrinatio Corporis dei resti mortali di Papa Giuseppe Sarto, San Pio X nel suo paese natale di Riese. La teca con le spoglie del pontefice morto nel 1914, già una volta nel 1959, era stata trasportata a Venezia, città di cui fu patriarca, e nelle prossime settimane migrerà nuovamente dal sepolcro in Vaticano il 6 ottobre a Treviso e dal giorno seguente fino al 15 a Riese. Qui le reliquie saranno ospitate nella chiesa mariana della frazione di Cendrole, indicata come il luogo in cui il giovane Sarto sviluppò la sua fede. Successivamente la Peregrinatio continuerà nel seminario di Padova, sede di studi del futuro pontefice, quindi dal 17 al 22 di ottobre di nuovo a Venezia. Questo il calendario molto fitto di questo evento che tra l'altro questa sera seguiremo con il nostro Lucio Zanato, ve lo racconteremo nel corso dei nostri telegiornali. Ma appunto la cronaca non finisce qui, abbiamo ancora numerosissimi collegamenti con tutto il territorio regionale, torneremo quasi sicuramente a Selvazzano dentro, dove sono attesi a minuti i migranti in arrivo, i migranti delle polemiche. Mi raggiungerà in studio anche il vice
sindaco di Treviso Alessandro Manera si collegherà allo speaker dell'opposizione in Consiglio regionale Arturo Lorenzoni, ma abbiamo appunto tanto ancora da raccontarvi. A fra poco. Di nuovo in diretta per raccontarvi questo lunedì 21 agosto a Nord-Est. Mi ha raggiunto qui in studio il vice sindaco di Treviso Alessandro Manera. Buongiorno Manera. Buongiorno. Ed è collegato via Skype Arturo Lorenzoni, speaker dell'opposizione in Consiglio regionale. Buongiorno Lorenzoni. Buongiorno a lei e agli ascoltatori, grazie dell'invito. E non possiamo non iniziare ovviamente anzi ricominciare, perché abbiamo dedicato tutta la prima parte di questa prima edizione al nodo dei migranti. Ne stanno arrivando a centinaia in Italia. Quella appena trascorsa, la settimana di Ferragosto, è stata una settimana record per il Veneto, oltre 400 le persone arrivate nelle 7 province con i sindaci divisi. Il vicepresidente dell'ANCI nazionale ha parlato addirittura di sistema al collasso. È un termine azzeccato, Lorenzoni? Ma dipende come guardiamo le cose, nel senso che se guardiamo la giornata è possibile che ci si trovi, è vero, ci si trova di fronte ad un'emergenza, però non è un'emergenza in attesa. Sapevamo bene che con le condizioni del mare, diciamo così, più accessibili, gli arrivi sarebbero aumentati in modo sostanziale, ma non abbiamo fatto nulla per prepararci a questo. Quindi è vero che siamo in un momento di difficoltà, ma è anche vero che se fossimo stati, diciamo così, capaci di costruire le condizioni per l'accoglienza, 400 persone in Veneto non sono un'emergenza, non possiamo definirla tale. Indubbiamente quello che a me veramente ha fatto male è l'atteggiamento del governo, che ha scaricato sui sindaci, e credo Manera possa testimoniare la cosa, lasciando loro impreparati a gestire la cosa. Arrangiatevi voi. Questo atteggiamento secondo me è veramente molto grave. Manera, il governo ha scaricato tutto sui sindaci, sugli amministratori locali? Beh, diciamo scaricato magari è una parola un po' eccessiva, diciamo che ha responsabilizzato molto a questo punto di vista sindaci e amministratori locali e voglio dirlo anche ben oltre le proprie le possibilità che hanno questi amministratori, perché poi non si può chiedere sicuramente a un sindaco di un comune grande come di un comune piccolo di farsi carico di queste persone senza peraltro avere una logistica adeguata. Ma e qui torniamo a quello che aveva fatto il mio sindaco, che è anche presidente di ANCI Veneto, aveva proposto un protocollo di intesa per regolamentare questo flusso, perché qui sono d'accordo con Lorenzoni, non è un'emergenza ormai, cioè ogni estate ci ritroviamo allo stesso punto. Però ecco, io guarderei anche un po' più in là, perché è chiaro che il bicchiere mezzo pieno e il bicchiere mezzo vuoto non si capisce dove possiamo andare a prenderlo. Dobbiamo che queste persone vengano identificate in maniera rapida, se sono veramente dei migranti in fuga, per quali motivi, perché è anche quello che tu dici all'esterno, ormai in un mondo interconnesso, se tu sei molto lascivo, mettiamola così, nel non valutare bene le situazioni, lasciarli qua per tanti mesi, o peggio, come ho letto su qualche quotidiano, qualcuno se n'è andato per la sua strada. Sì, ma attenzione, potrebbero essere anche dei pregiudicati. Cioè, quello che dico io è, bisogna velocizzare le pratiche di riconoscimento se sono veramente dei migranti e per quale motivo. Escluderei la parte dei migranti economici, perché allora diciamo c'è mezzo mondo che vorrebbe venire in Italia o in Germania o in Francia, e poi soprattutto, io continuo a dirlo, responsabilizzare l'Europa, perché l'ho sostenuto più volte, anche i partiti politici italiani che hanno ruoli di responsabilità di governo in Europa devono battere un colpo. Questo è importante, altrimenti i paesi di Visegrad, quindi Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, che non prendono mai nulla di questa responsabilità, faranno sempre finta di non vedere. Ma senta Manera, molto onestamente, c'è un po' di delusione da parte degli amministratori di centrodestra nei confronti del governo? Gli sbarchi rispetto al 2022 sono comunque raddoppiati. Sì, qui però diciamocelo francamente, sono delle condizioni esterne al paese che noi fin là possiamo controllare. Ha detto giustamente Lorenzoni, se le condizioni del mare per un lungo periodo sono perfette, questi partono, cioè non è che possiamo fare nulla. Accordi internazionali, sì, con che tipo di paesi lo stiamo facendo? Cioè siamo sicuri che facciamo accordi internazionali con paesi che hanno
strutture politiche e amministrative stabili, perché poi su molti paesi c'è una corruzione anche forte, quindi quello che ci si accorda col governo centrale, in Libia non sappiamo neanche bene quale sia il governo centrale, non è vero a livello locale, quindi è una questione molto complicata questa. Tra l'altro, esattamente un mese fa, Luca Zaia, presidente della Regione del Veneto, con Mario Conte, sindaco di Treviso, ma soprattutto nelle vesti di presidente dell'ANCI, aveva lanciato questo protocollo per la gestione dei migranti, un protocollo per l'accoglienza diffusa, che venne in qualche modo cecchinato dal fuoco amico sostanzialmente. Lorenzoni, ma quel protocollo secondo lei è una buona idea? Era una buona idea? Assolutamente sì, era una buona idea e abbiamo sostenuto il presidente Zaia e anche Mario Conte, perché hanno individuato con realismo un approccio corretto. Dobbiamo abbandonare le ideologie e andare a pensare di fermare il mare con le mani. I fenomeni migratori sono una realtà di cui dobbiamo prendere atto e dobbiamo gestirla, non subirla. Quell'iniziativa di Zaia e Conte era molto pragmatica. Cerchiamo di coinvolgere coloro che nella nostra società sono in grado di fare da ponte, da tramite, di integrare queste persone con tutti i dovuti controlli, perché io sono d'accordo, non è che dobbiamo aprire la porta e dire Ale, tutti qui benvenuti, però teniamo conto che la nostra società ha bisogno di manodopera, ha bisogno di contributi dall'esterno e se siamo in grado di gestirli possono essere decisamente un'opportunità per le nostre imprese. Quindi, secondo me, andava incoraggiato l'atteggiamento di Zaia e Conte, andava costruito il protocollo e andavano coinvolte quelle parti della società, dal sindacato alle cooperative, a tutti coloro che sanno fare da tramite, perché questa non fosse un'emergenza subita, ma una, diciamo così, situazione gestita. Io credo che non sia ancora tardi, ovviamente in questi giorni è difficile, ma va costruito questa rete di integrazione. Ne abbiamo bisogno noi, ne ha bisogno quella parte della popolazione del mondo che fugge da delle situazioni che sono veramente, veramente ai limiti dell'immaginazione. Non è ancora tardi, dice Lorenzoni, Manera. Sì, però io qui distinguerei un fattore, e questo sicuramente mi distingue a Lorenzoni. Allora, una cosa è un flusso di migranti che scappano da una guerra e quindi quella è un'emergenza, cioè quando si associa quello al bisogno della manodopera io non sono d'accordo, guarda, scusate, poi mi ricorda la Merkel che diceva ai siriani sì, scappate da una guerra ma ci servono i laureati che parlino 3 lingue, no, se scappi da una guerra sei un bambino, sei un disabile, sei una persona magari alla società dove arrivi puoi non essere utile dal punto di vista lavorativo, non può essere il parametro lavorativo. Se le due cose coincidono, bene, ma esistono i flussi per questo, perché altrimenti chi è, lo diciamo in Veneto, chi è il Mona che fa la richiesta di un flusso regolare per venire in Italia da un altro paese, se poi scappando in maniera irregolare salti il flusso perché quando arrivi dici beh abbiamo bisogno di manodopera. Non sono d'accordo su questo. Se scappi da una guerra e hai dei problemi veri è una cosa. Se poi in qualche situazione in maniera molto chiara si integra dal punto di vista lavorativo, ma non si possono saltare i flussi, perché altrimenti i flussi smettono di esistere se io scappo, altrimenti mi imbarco su un aereo, arrivo, dichiaro che sono un perseguitato politico e mi devono trovare un lavoro. No, non funziona così. Lorenzoni, lei come risponde a questa domanda di Manera? Come la risolve? No. Ma Manera mette il dito nella piaga. Il problema è proprio la Bossi-Fini che non è in grado di gestire i flussi. Ma ormai l'hanno capito tutti, penso che l'abbia capito anche Fini stesso. Anche Manera. La loro legge è vecchia, stravecchia e non è in grado di assicurare quei flussi che possono rappresentare delle occasioni di migrazione regolare. È significativo che, voglio dire, siano state poi delle realtà private sostanzialmente, come Sant'Egidio, come la comunità valdese, che hanno organizzato dei flussi.
Quella è la strada, l'indicazione l'ha data la società civile nel far vedere come ci sia la possibilità di costruire dei percorsi, ma lo Stato non lo ha fatto per un approccio ideologico. Quindi va rivista la Bossi-Fini sostanzialmente. Mi pare che qualche settimana fa lo abbia sostenuto lo stesso Fini, se non vado errando. Manera. Sì, no, ma che la Bossi-Fini peraltro ha una sua logica precisa, poi può essere calibrata in maniera diversa. Dice: se c'è la disponibilità di un posto di lavoro per te e quindi riesci a venire in Italia per mantenerti, come nei paesi più democratici del mondo, ok, tu entri in una lista. Il problema qual è? È troppo lungo, probabilmente per una questione burocratica, e l'amministratore Lorenzoni lo sa, il momento in cui il datore di lavoro fa la richiesta per te, specifico, e non per un altro, perché altrimenti è la condizione del Movimento 5 Stelle che uno vale uno. No, se a me serve un ingegnere elettronico e c'è un egiziano che vuole venire perché è un ingegnere elettronico e fa l'application, è una cosa diversa dire prendo uno qualsiasi per manovalanza, sono due cose molto diverse. Quindi probabilmente va ricalibrata, però è un fattore fondamentale, altrimenti guardate che altro che il mare qua, cioè in un paese come l'Egitto che fa 180-200 milioni di abitanti possono arrivare tutti domani mattina, non è corretto. Allora, io mi collegherei, e lo vedo sullo schermo, il nostro Alex Giuliano, che se non sbaglio si trova a Romano Dezzelino. Continuiamo a parlare di migranti. Alex, buongiorno. Un buongiorno allo studio, un buongiorno come sempre ai nostri telespettatori. Siamo a Romano Dezzelino in compagnia del sindaco Simone Bontorin per parlare ancora di migranti e accoglienza dei migranti nel territorio. Tra poco ascolteremo la voce proprio dei residenti, dei cittadini di Romano Dezzelino su questo tema, ma prima facciamo il punto con il sindaco e così in rappresentanza dei sindaci, degli amministratori del territorio, qual è adesso ad oggi la situazione, perché si parla anche di un possibile a un certo punto out-out, quindi di un obbligo di accogliere appunto i migranti sul territorio comunale. Beh, la situazione dei migranti non è semplicemente uno slogan che poi viene riportato sui titoli dei giornali, ma un qualcosa che tocca tutte le comunità da vicino. Andare ad imporre l'obbligo di accoglienza significherebbe per un sindaco come sottoscritto portare a chi mi obbliga le carte degli sfratti esecutivi delle 15 famiglie che abbiamo qui a Romano, e di conseguenza credo che non possa avvenire una cosa del genere. Evidentemente, se il problema c'è è a livello nazionale, deve prendersene carico il governo con tutti gli annessi e connessi. Come il sindaco prende la bicicletta e pedala, anche il governo faccia la stessa cosa. Non è una questione semplice di dire blocchiamo gli sbarchi, perché immagino che sia una cosa più a medio-lungo termine. È una questione di agire nell'emergenza, e quindi se deve essere presa qualche decisione su centri di accoglienza grandi come era stato in passato con gli hub, piuttosto che su situazioni in cui viene chiesto un versamento, comunque una gabella ai comuni, piuttosto che avere delle accoglienze diffuse, sì, ci possiamo anche ragionare, ma è sicuramente un qualcosa di emergenziale. L'accoglienza così imposta, secondo me, non funziona, crea dissapori, crea problemi, tensioni sociali, e soprattutto va ad acuire una fase di pre-emergenza sociale relativa anche allo stop del reddito di cittadinanza in quei nuclei familiari che ne hanno beneficiato secondo quelli che erano i requisiti. Per cui io dico attenzione, Romano può fare la propria parte nell'insieme del territorio, quindi parliamo col prefetto, capiamo dove sono queste aree, ragioniamoci, però l'out-out credo che non verrà. Se verrà risponderemo. E allora, a proposito di risposte, nel ringraziare il sindaco Simone Bontorin e nel salutare voi e lo studio, adesso ascoltiamo proprio le risposte alla nostra domanda sull'accoglienza dei migranti nel territorio comunale dei cittadini di Romano. Arrivo dei migranti nel territorio, lei sarebbe favorevole, contrario, e soprattutto dove metterli? Favorevole sì, dove metterli è un problema, perché gli spazi vedo che non ci sono. E l'accoglienza penso che deve essere non soltanto limitata a un dormitorio, ma qualcosa in più, insomma, un'accoglienza più a 360 gradi. Distinto direi contraria. Dove dovrebbero alloggiare secondo lei? Caserme inutili, non so, oppure
nelle case vecchie da sistemare, ma non è semplice. Mi sono stato emigrante, però non mi ha messo sul campo. Siamo andati a lavorare, abbiamo prima di entrare nell'azienda, cioè nel posto, abbiamo fatto la domanda, avevo già un posto di lavoro e prima di avere tutte queste cose dovevo farmi un mazzo. E dopo mi ha dato tutto quello che mi è stato giusto da darmi. Mi sono stato in Francia, siamo stati migranti, quindi abbiamo vissuto là, ho avuto dei figli, ma sempre per merito, cioè abbiamo dovuto prima tirarsi su le maniche e dopo avere. No, come qua chi dà senza aver niente di ritorno. Facile. Lei favorevole o contrario all'arrivo di migranti nel territorio? A certo limite va bene, adesso è anche troppi. Diciamo l'accoglienza è giusta perché è distribuita per tutta l'Europa, non che l'Italia sia la pattumiera. Chiaro. Signora, lei è contraria invece? Contraria. Stare a Sodera che è meglio, per conto mio. Così il nostro Alex Giuliano, questo l'umore della piazza Lorenzoni. Ma sentire una signora dire che Istagane è a sotterra veramente mi ha ferito, nel senso che bisogna vedere le situazioni per capire. Io sono stato, ho avuto la fortuna di visitare alcuni dei paesi da cui le persone partono e veramente ti dici, ma se io fossi nato qui cosa farei? Starei qui? Ma neanche per idea. Voglio dire, dipende da come interpretiamo il nostro essere membri della comunità umana. Io penso che la comunità umana sia una e non si possa fare delle barriere, perché le barriere, la storia ce l'ha insegnato, tengono poco, tengono solo fino a un certo punto. E Manera, chiarissimo, grazie Lorenzoni. Manera, anche per lei una battuta veloce su questo umore che insomma è abbastanza diffuso. Sì, lo sentiamo giustamente anche a Treviso, però non può diventare Treviso l'hub diffuso perché dobbiamo accogliere noi, perché abbiamo una caserma. Ecco, bisogna stare attenti che poi non scarichiamo su qualche comune, come succedeva in passato, questi mega hub e dire no, l'accoglienza diffusa, però li mettiamo tutti a Treviso. No, perché altrimenti dopo i cittadini trevigiani dicono giustamente che non possono essere loro responsabili di una situazione generica. Quindi dobbiamo trovare una soluzione, però è sicuramente a livello governativo, però io ripeto, il livello europeo è molto diverso. E io vorrei dire a Lorenzoni, lui fa parte di un partito che è al governo dell'Europa. Cioè, insomma, si può dire anche all'Europarlamento, quando si vota il bilancio, qualcosa, perché se i paesi di Visegrad, quindi Polonia, continuano a dire no, a un certo punto i partiti che sostengono il governo europeo possono dire va bene, allora facciamoci bene i conti di quanti soldi mandiamo in questi paesi. Però Lorenzoni potrebbe ribatterle. Noi siamo l'opposizione in Europa. Ma i paesi di Visegrad sono amici, tra virgolette, della Meloni. Ma guardate, posso dirvi, io che frequento molto quei paesi, moltissimo da tanti anni per questioni lavorative, quando tocchi i loro interessi economici non hanno differenza economici e nazionali, non hanno differenze politiche, culturali e sociali. Sono sovranisti ante litteram. Sempre. Allora, a proposito di migrazione, di integrazione, in questi giorni, lo avrete sentito, a Trieste è esplosa una feroce polemica sul burkini in spiaggia. Al Pedocin, una delle spiagge più famose, ieri mattina si sono presentate delle donne vestite in solidarietà con le musulmane che nei giorni scorsi avevano fatto il bagno. Per noi c'era il collega Gianluca Paladin. Buongiorno, anche lei il bagno in solidarietà ha fatto? Certamente sì, e per forza, povere donne. Forse per loro è già una cosa bellissima poter venire qua al mare. Bisogna vedere cosa pensano gli uomini a casa, forse gli uomini dovrebbero cambiare
mentalità. Un flash mob partito dal basso e senza adesioni formali da parte di associazioni e partiti politici. Andiamo in acqua vestite, lo slogan delle manifestanti che nel lato donne del Pedocin hanno fatto sentire la loro protesta in solidarietà verso quelle cittadine musulmane che domenica scorsa sono entrate in acqua con i vestiti addosso. Circa 50 le donne che stamattina, poco dopo le 10, sono entrate in mare rivendicando i diritti di tutti. Solidarietà con chi per i motivi suoi culturali o di tradizioni con cui possiamo essere o meno d'accordo vuole venire al mare vestita e ha tutti i diritti di farlo. E sono qua per manifestare contro tutte le discriminazioni e per la libertà soprattutto, perché è una libertà che ci è costata molto cara e basta poco per perderla, e basta che qualcuno si permetta di dire che non si può entrare in acqua e poi da qua si va avanti e si arriva chissà dove. L'intolleranza non mi è mai piaciuta nessun campo, in questo proprio mi vergogno. Cartelli e striscioni che sottolineano come l'inquinamento e la sporcizia non siano portati dalle bagnanti che entrano in acqua con gli stessi indumenti con cui vanno a passeggio, ma piuttosto dalle toccate delle navi da crociera. Sì, però noi abbiamo anche uno striscione molto significativo, perché tutta questa polemica sull'abbigliamento che bisogna tenere per andare in acqua svia in realtà l'attenzione da argomenti che sono davvero molto più cruciali, come davvero il fatto che l'acqua in cui mettiamo i piedi adesso è a 26 gradi, fa un caldo terribile, siamo nell'anno con i picchi di calore più alti e a pochi centinaia di metri attraccano delle navi da crociera che inquinano in una maniera devastante, altro che i vestiti delle persone che vanno in mare abbigliati come credono. Così al Pedocin a Trieste, questa polemica sul burkini in spiaggia. Non è una polemica nuova, ma insomma questo significa che il dibattito è ancora aperto. La sua reazione, Manera, non la vedevo d'accordo con le manifestanti. No, onestamente no, lo voglio dire chiaramente senza che mi venga fatta una fatua per quello che dico. È libertà il fatto di costringere eventualmente delle donne a doversi mascherare dagli uomini, è un simbolo di libertà. Io, guardate, la mia è una visione molto laica, è un simbolo di libertà questo. Sono libere di poterlo fare o no? È questo il punto fondamentale, perché se non sono libere di poter andare al mare in bikini o anche in topless o con un costume integrale, è libertà che queste donne siano obbligate dai genitori prima e dai mariti poi a doversi nascondere agli occhi degli uomini? Dov'è che finisce la loro libertà? Dov'è che comincia la mia? E se un giorno dovessero dire, ma anche le donne non straniere devono coprirsi, perché agli occhi nostri dà fastidio questo. Dov'è la libertà? Io non lo so questo concetto. Qua potremmo discuterne quindi per io ore. Sono una visione laica. Una visione laica. Lorenzoni. No, non sono assolutamente d'accordo con Manera, nel senso che la cosa che a noi sorprende, ma che è reale, è che queste donne scelgono di coprirsi. L'ho sperimentato con una compagna di studi di mia figlia che è pakistana e in queste notti sta dormendo a casa di mia figlia con tutta una serie di vincoli, e mia figlia proprio mi ha raccontato: io papà non capisco come mai lei abbia tutti questi vincoli, ma li sceglie, non è una cosa che gli è imposta, per cui dice la rispetto, e io credo che questo rispetto sia dovuto, che poi anche loro possano, diciamo così, comprendere le nostre ragioni per consentire alle donne di essere libere, di vestirsi come vogliono, e questo è un diritto, una libertà che secondo me è irrinunciabile, è assolutamente vero. Però dobbiamo noi rispettare le loro scelte. È vero che alcune sono costrette e in quei casi secondo me è importante riuscire a consentire loro di essere libere, però dobbiamo noi rispettare la loro scelta quando questa è una scelta libera. Per cui secondo me la manifestazione di Trieste è stata importantissima, perché mette a nudo un atteggiamento di forte discriminazione e di non accettazione di una diversità. Nessuna società può stare in piedi in maniera libera, in maniera felice, se non accetta le diversità.
E quindi credo che l'atteggiamento di chi impedisca di andare a fare il bagno come gli pare, con la muta da sub, con, non so io, il burkini, con come vogliono, è veramente un atteggiamento retrogrado e che io pensavo affondato nella storia qualche secolo fa. Invece no. Manera, voleva aggiungere qualcosa? Però non nascondiamoci dietro al fatto che molte di loro sono, se non costrette dal punto di vista fisico, dal punto di vista della scelta morale che gli fanno tutti quelli che sono attorno maschi. Perché non sono d'accordo. Però anche io l'ho visitata l'Arabia Saudita, l'Oman, la Siria, l'ho visitata anch'io l'Egitto. Non è proprio così tutto libero, nel senso che è libero, nel senso che magari non c'è la costrizione fisica, ma la costrizione morale sul giudizio, se ti scopri o meno, c'è. Non facciamo finta che è un mondo che non esiste, Attenzione che sono 4 anni che in Arabia Saudita le donne possono guidare. Lorenzoni, 10 secondi, poi ci colleghiamo con Selvazzano Dentro, con Chiara Gaiani. Lorenzoni. D'accordissimo che in questi paesi le libertà non sono rispettate, ma quelle donne che vengono qui e scelgono di rimanere coperte sicuramente non hanno vincoli di tipo, diciamo così, politico di pressione della comunità religiosa. Sono delle scelte e rispettiamole. Diciamo che qui lei dice hanno più strumenti per decidere, per scegliere. Sì. Chiara Gaiani da Selvazzano Dentro, dove sono attesi questi migranti, questo pullman di migranti. Chiara, che aggiornamenti ci porti? Sì, Christian, vi aggiorno sul fatto che probabilmente, sapete, queste notizie sono sempre in itinere, sono vicende che stiamo vivendo con voi in diretta, dovrebbero arrivare nel pomeriggio, probabilmente intorno alle 17, i migranti che erano attesi per le 13, quindi qui dovrebbero cenare questa sera. Come vedete, nel frattempo ci sono gli operatori della cooperativa che stanno allestendo il tutto, continuano ad andare avanti e indietro delle macchine, dei mezzi della cooperativa che gestirà l'accoglienza. Ricordiamo che stiamo aspettando 34 migranti qui a Selvazzano, dovrebbe essere questo il viaggio che stanno facendo, partiti intorno alle 20 di ieri sera da Agrigento, hanno fatto una tappa a Roma, l'arrivo in Veneto con l'identificazione a Marghera e poi l'arrivo qui. Ringrazio quindi Christian Roque Allende, noi ovviamente continueremo a seguire questa vicenda, pronti a richiamarvi qualora ce ne fosse il bisogno. Grazie Chiara, io ringrazio te e Christian Roque Allende per questa corrispondenza. Lorenzoni, le faccio una domanda diretta, non è una provocazione, ma questi migranti arriveranno a Selvazzano Dentro perché è un comune commissariato? Ma questo sinceramente non lo so, se perché c'è il commissario o perché c'era una struttura che era adeguata a poterli accogliere. Sinceramente non glielo so dire. Mi ha colpito che a Saccolongo, il comune vicino, mi pare Saccolongo o un altro dei comuni vicino a Selvazzano, i residenti hanno fatto una festa per accogliere i migranti che erano arrivati. E non è una cosa nuova, è una cosa che era già successa in passato, però secondo me dobbiamo imparare da coloro che senza forzature, senza, diciamo così, imposizioni, ma riescono a interpretare in modo creativo, in modo propositivo la capacità di accoglienza. Io credo che la nostra società debba essere in questa dimensione di apertura, perché sennò veramente ci chiudiamo e rischiamo veramente di rimanere chiusi in noi stessi. Un minuto di pubblicità, poi ritorniamo a parlare anche del tempo, di queste temperature record e dell'arrivo di un ciclone che è stato nominato proprio in questi minuti. Ormai la fantasia è totale, Poppea, che arriverà giovedì, un ciclone di aria fredda fra poco. Di nuovo in diretta con Alessandro Manera, vice sindaco di Treviso, Lega, assessore all'ambiente, e Arturo Lorenzoni, speaker dell'opposizione in Consiglio regionale. Io vorrei un vostro commento su questa notizia che abbiamo dato ieri, è del fine settimana, ma insomma sta creando un dibattito. Nelle 351 case di riposo del Veneto mancano 3.500 operatori sociosanitari, oltre a 2.000 infermieri. Per gestire questa emergenza la Giunta regionale del Veneto ha deciso di recuperare i corsisti già bocciati. In sostanza, anziché dover ripetere l'intero
intero ciclo di lezioni come accadeva finora, gli OS potranno partecipare a una sessione di recupero per rifare l'esame. In questo modo saranno accorciati almeno di un anno i tempi di reclutamento del personale. C'è anche una nota del PD regionale particolarmente critico. Lei che cosa ne pensa, Lorenzoni? Ma è una scelta disperata, direi, nel senso che l'assenza di personale nelle RSA è una cosa che conosciamo ormai da molti anni e l'amministrazione regionale non ha mai affrontato la cosa con pragmatismo e con la capacità programmatoria che serviva. I corsi sono fatti a sequenze rigide. Non è stato coinvolto il settore privato nel fare i corsi in maniera adeguata e questo ha portato a questa macroscopica mancanza di personale. Adesso agire in questo modo, diciamo così, contravvenendo un po' a tutte le disperata, per cui sì, veramente non si può che biasimare questo atteggiamento, consapevoli però che la situazione è veramente allo stremo e ci sono delle strutture che stanno pensando addirittura di chiudere perché non hanno personale sufficiente. Questa è una situazione di emergenza reale di fronte a un bisogno che sta crescendo in maniera veramente rapidissima. Il numero di persone che hanno bisogno di assistenza cresce ogni anno e la capacità nostra di dare risposte sia in termini di risorse finanziarie sia in termini di risorse di personale si riduce, quindi la forbice si allarga e di questa cosa non vedo che a livello regionale ci si stia facendo carico in modo adeguato. Manera, una sua battuta, poi tentiamo di ricollegarci con Selvazzano, perché Chiara Gaiani mi dice che stanno comparendo anche degli striscioni anti-migranti. Manera. Allora, teniamo conto che è un'emergenza praticamente nazionale, perché probabilmente la programmazione di molti governi, di qualsiasi colore politico, non è stata sufficiente. Tante volte mi sono trovato qua con esponenti del PD o in generale dicendo che il numero chiuso su certe facoltà, considerando il tempo di una laurea o comunque di un titolo di studio necessario, non era più attuale, cioè, perché ce ne siamo accorti con la pandemia, poi è stata una tragedia. È chiaro che bisogna valutare che tipo di corsi gli verrà fatto, come verranno reintegrati e sono sicuro che la Regione del Veneto non piazzerà delle persone non idonee in quel momento a farlo, altrimenti verranno ribocciati e si valuteranno altre situazioni. Sono d'accordo che è una questione nazionale molto complessa, perché è nazionale questa, non è che in Emilia-Romagna trovano persone, anzi spesso tra Rovigo e Ferrara so che si rubano... anche europea, sì, perché poco tempo fa abbiamo fatto anche il punto con diversi direttori delle strutture ed è un tema. Ricolleghiamoci con Selvazzano dentro, vedo la nostra Chiara Gaiani. Vediamo cosa sta accadendo. Che si sono all'inizio, sono espressi, ci troveremo eccetera, per controllare anche ciò che avviene qui dentro. È un comitato. Vi facciamo vedere allora proprio lo striscione, direttore. Nel frattempo sono arrivati anche i carabinieri, come potete vedere dice no a questa forma di accoglienza. Ci avviciniamo a alla persona che lo sta reggendo dall'altra parte, le possiamo chiedere il suo nome? Sì, sono Mirko Mazzucato, io sono anche di Abano, però siccome diciamo, mi stanno molto a cuore queste cose, siccome tra l'altro ho già vissuto una stessa esperienza anche su Abano, che quando proprio mancava il sindaco e ad Abano era commissariata, adesso parimenti anche a Selvazzano sta succedendo la stessa cosa, dove che i prefetti, piuttosto che chiedere, come hanno fatto altri sindaci, qua trovano secondo me abbastanza un posto dove poter mettere le persone senza avere un luogo deputato, e purtroppo succede che poi va a finire che le persone che dovranno essere ospitate molto probabilmente si troveranno no male di più. Ecco perché voi siete preoccupati anche per le condizioni molto calde all'interno della palestra? Sì, l'altro giorno avevamo visto non si poteva entrare, però da di fuori già si vedeva e anche si poteva sentire che anche aprendo solamente le porte veramente sembrava un forno. E poi anche una palestra come questa, come vede, stiamo parlando di 40 persone, cioè un conto è che vengano qua, che so, un'ora per vedere una partitina, e un conto è che poi devono essere stivate, come si può dire, perché visto che il luogo è piccolo,
non so in che condizioni o cosa penseranno, come stanno. Non ci sembra, ecco, sia proprio questa. Avvicinerei anche velocemente un cittadino che ci ha raccontato prima che è molto preoccupato perché qui vicino, chiedo a questo cittadino, lei è un residente, siamo in diretta, lei è preoccupato perché ci raccontava c'è un asilo nido qui vicino. L'asilo nido è subito qui a fianco, la mattina ci sono mamme e bambini piccoli, oltre che piccolissimi anche i piccoli, fratellini eccetera. Sì, c'è della preoccupazione sicuramente da padre e da cittadino. Ecco, come vedete appunto questo è lo striscione, nel frattempo noi abbiamo visto anche arrivare un'auto dei carabinieri, ovviamente qui le cose si stanno costruendo man mano, se ci sono ulteriori aggiornamenti siamo pronti a richiedere la linea. Ringrazio sempre Cristian Roque Allende e vi lascio proprio allo striscione. Grazie Chiara, grazie per il tuo racconto, sempre tempestivo. Lo dicevamo poco fa, insomma, è un tema divisivo, tante persone sono contrarie, lo avete visto anche dal nostro giro di interviste, Romano De Zelino. Diciamo che da qui alle prossime settimane probabilmente il fronte, ecco, lei che cosa prevede Lorenzoni da qui a peggio? Ma certamente non mi aspetto che il numero di arrivi si riduca. Io mi auguro che si riesca ad accelerare il processo, diciamo così, successivo alla prima accoglienza. Io ricordo che l'apertura delle palestre in provincia di Padova è stata data con un tempo molto limitato, al massimo 3 settimane. E io credo che la scelta delle palestre sia anche legata al fatto che con l'inizio della scuola le strutture devono essere liberate. E quindi in queste 3 settimane è necessario individuare i canali con cui ripartire queste persone e destinarle ad una soluzione più permanente, più definitiva. Quindi credo che queste 3 settimane siano 3 settimane importanti in cui il governo, mi auguro, che si prenda le responsabilità e identifichi i percorsi con cui smistare queste persone. È una situazione proprio di emergenza e io mi auguro che nella palestra di Selvazzano, così come nelle altre che sono state messe a disposizione, le persone restino solo per qualche giorno. 3 settimane è proprio il termine ultimo. Però non vedo da parte del governo... Finché non riapriranno le scuole, questa è la deadline che ci si deve dare, Lorenzoni. Condivide Manera? Sì, beh, le palestre scolastiche poi saranno impegnate da altre attività, e quindi, però ripeto, qui bisogna sedersi a un tavolo e chi è competente, quindi non i sindaci, onestamente, anche peraltro farei anche una battuta, adesso di tanti vituperati sindaci, amministratori locali, i cittadini capiscono che fanno sempre da fronte, da barriera anche verso istanze governative di qualsiasi colore politico. A Treviso ci sono ancora margini di ospitalità? Beh, non è che ce ne siano... in realtà, allora, diciamo francamente, i margini di accoglienza sono infiniti. Se uno dice smetto di fare le attività normali, le palestre, i campi sportivi, le tendopoli, cioè tu puoi arrivare a un numero infinito di persone, ma non è quella la direzione, perché poi arriverà anche l'inverno. Cioè, oltre il caldo ci sarà anche il freddo, cioè tu volendo fare una tendopoli infinita e non ti fermi mai, ma è questa la direzione che vogliamo andare. E quindi aveva fatto benissimo il governatore e il sindaco a dire bene, fermiamoci un attimo, qual è il limite massimo, perché altrimenti non esiste fine a questo. E soprattutto nel riconoscimento si devono dare dei parametri certi. Io peraltro sono uno di quelli, e l'ho detto più volte, che non sono neanche così d'accordo che una volta inserito in una struttura uno fino all'identificazione possa circolare così, perché si ha commesso dei reati nel proprio paese. Come lo facciamo a sapere se non l'abbiamo identificato? Quindi se decide di venire in Italia con questi mezzi, che sicuramente al 90% lo portano lontano dal proprio paese per motivi personali, deve accettare che non può non può girare liberamente. Quindi lei porrebbe delle limitazioni di movimento sostanzialmente. Allora io vorrei tornare, perché qui la pandemia ci ha, fra virgolette, cancellato la memoria. In 20 secondi. Sì, molti di quelli che hanno fatto attentati in giro per l'Europa erano entrati illegalmente con questi sistemi. Molti dei reati commessi sono stati fatti da persone che erano entrate illegalmente. Vogliamo tornare a quel punto là? Perché poi l'onda in Italia, lo sappiamo, avviene esattamente uguale, contraria verso queste persone, verso magari quelli che hanno
veramente bisogno. Quindi l'identificazione deve essere velocissima, altrimenti non puoi uscire. Mi spiace, non puoi uscire, perché non ti conosco, non so chi sei. E non voglio pensare, diciamocelo francamente, perché l'abbiamo già viste, che casualmente tutti perdono il documento mentre salgono su una barca o arrivano alla frontiera con Trieste. Non è così, onestamente. Lorenzoni, le va di commentare questa posizione di Manera, sempre in 20 secondi, poi chiudiamo. No, d'accordo in linea di principio che le persone vanno identificate rapidamente, però questo atteggiamento che, diciamo così, fa pensare a che gran parte di quelli arrivati siano dei criminali, secondo me, ecco, facciamo attenzione, perché è vero che alcuni di loro hanno fatto delle azioni, però è anche vero che gran parte di quelli che sono arrivati si sono comportati bene. Quindi ecco, facciamo attenzione a non identificare l'uomo nero con l'uomo cattivo, perché questa cosa secondo me... No, Lorenzoni, guardi, è proprio per evitare quello che avvenne in Sicilia, fuori da un campo, dove, ci ricordiamo, entrarono da una famiglia e cosa avvenne. Cioè, dobbiamo stare attenti a queste cose, perché poi si scatena l'onda contraria, quindi non dico limitazione del movimento, però potranno stare anche dove sono alloggiati fino a un tempo in cui li riconosco, altrimenti tirano fuori documenti che non hanno perso per caso. Questo è già un dato assodato. Non perdi il passaporto, tutti perdono il passaporto quando entrano su un gommone, non è così, lo sappiamo, dai. Non raccontiamoci, no, se no... Quelli che vogliono entrare per fare del male lo faranno sempre e comunque, per cui evitiamo sì, certo, di però se è un documento posso intercettare una persona, altrimenti dove lo trovo in giro per l'Europa? Allora, no, d'accordissimo. Quindi acceleriamo il processo di identificazione, ma non facciamo il sillogismo immigrato uguale criminale. No, ma chi l'ha mai detto? No, ma non è assolutamente così. Allora io devo chiudere, vi ringrazio davvero, grazie Arturo Lorenzoni. Con lei volevo parlare anche di cambiamenti climatici, di granchio blu, approfittando anche del fatto che Alessandro Manera è assessore all'ambiente, però il tempo stringe, abbiamo raccontato quello che sta accadendo a Selvazzano Dentro, che è un po' cartina di tornasole di quello che sta succedendo in altre zone del Veneto e d'Italia. Quindi grazie davvero Arturo Lorenzoni, grazie Alessandro Manera, vice sindaco di Treviso, e io vi ricordo che inizierà questa sera con la messa solenne seguita da una processione lungo le vie del paese per ricordare i 109 anni della sua morte, il calendario di celebrazioni per la Peregrinatio Corporis dei resti mortali di Papa Giuseppe Sarto, San Pio X, nel suo paese natale di Riese. Come sapete, poi dal 6 ottobre è l'arrivo delle spoglie del pontefice a Treviso, di lì a Riese, poi appunto le spoglie di Pio X toccheranno varie parti del Veneto. Questa sera la messa solenne che noi seguiremo con numerose finestre, con numerosi collegamenti curati da Lucio Zanato nei nostri telegiornali. Siamo davvero alle battute conclusive. Io vi ricordo che subito dopo di noi, subito dopo il meteo, ci sarà il film, un film davvero celeberrimo, Il Corsaro dell'Isola Verde, con Burt Lancaster, Nick Cravat e Eva Bartok, una pellicola del 1952, questo per il grande cinema di Antenna 3. Vi lascio al meteo, noi torniamo in diretta alle 18:30. Grazie Tony Esposito e Alberto Pivetta dalla regia. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione, buon pomeriggio. Vuoi usufruire delle detrazioni fiscali? Chiama lo 0422 320605. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Benvenuti al meteo, previsioni per lunedì 21 agosto. Sul Veneto tempo in prevalenza soleggiato, salvo possibili annuvolamenti sui rilievi a partire dal tardo pomeriggio. Non sono attese precipitazioni. Temperature minime tra i 20 e i 25 gradi, massime tra i 33 e i 37 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia tempo stabile con prevalenza di cielo sereno, precipitazioni assenti. Sulla costa soffierà Borino. Temperature oltre le medie stagionali, con minime tra i 22 e i 25 gradi, massime comprese tra i 33 e i 35 gradi. Sul Trentino Alto Adige è previsto tempo molto soleggiato con assenza di nubi. Non sono attese precipitazioni. Temperature minime intorno ai 21 gradi, massime comprese tra i 35 e i 38 gradi. Dal meteo è tutto,
Arrivederci. Vuoi usufruire delle detrazioni fiscali? Chiama lo 0422 320605. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.